Stiamo andando al Museo Idea. Una giornata piacevole. Interessante. Siete mai stati in questo museo? Sì, altre volte. Bello. Ci sono aggettivi per spiegare un'emozione così unica. Non vediamo l'ora di arrivare. È una giornata bellissima, un'emozione unica. Il viaggio alla scoperta delle bellezze del borgo di San Marco d'Alunzio ci porta oggi al Museo della Scienza e della Tecnologia, il Museo Idea. È stata una bella passeggiata ed eravamo immersi nella storia. Amo questo borgo perché è il borgo più bello d'Italia, è uno dei borghi più belli d'Italia, è il mio paese, ci sono molte chiese. Siamo arrivati davanti al Museo Idea, non vediamo l'ora di entrare per vedere le bellezze che ci sono al suo interno. Questo è uno dei musei più belli del territorio e soprattutto nei Nebrodi ce ne sono pochi così ben attrezzati. Che rappresenta il primo museo scientifico del Parco dei Nebrodi. Allestito all'interno del Palazzo Grimaldi, ha oltre 30 exhibit interattivi e oltre 100 modelli geometrici realizzati con la tecnica dell'origami. Esso avvicina tutti i visitatori alla conoscenza e alle scoperte che sono alla base della scienza contemporanea, con il motto "Vietato non toccare". Con l'istituzione del Museo Idea San Marco d'Alunzio, con le sue bellezze storiche, paesaggistiche, culturali e artistiche, si configura come un autentico museo a cielo aperto. A fine video le parole colme di emozione del primo cittadino Filippo Miracola e gli auspici per le nuove generazioni. Adesso è il momento di entrare e sicuramente ci saranno tantissime cose bellissime da vedere. Il Museo Idea è ispirato soprattutto alle idee di Archimede. Archimede, famoso scienziato, famoso matematico siciliano, vissuto circa 2500 anni fa, che quando guardava la natura non vedeva la natura in se stessa, ma vedeva le forme della natura e poi applicava le sue teorie. Quindi adesso noi faremo un viaggio attraverso le idee di Archimede. Lungo il percorso incontreremo anche Platone e incontreremo Pitagora, altri due matematici che come Archimede hanno studiato la natura. Ogni stanza del museo ha un nome e per ogni stanza voi dovrete interagire con delle postazioni che si chiamano exhibit e quindi man mano faremo tutto quello che c'è da fare. Il nome Idea significa tante cose. La I vuol dire interattivo, infatti sarete voi ad usare il museo. Io vi dirò cosa fare e voi lo dovrete fare. La D vuol dire didattica, perché praticamente giocando contemporaneamente imparate. La E vuol dire exhibit. Exhibit che cosa sono? Sono le postazioni con le quali voi dovrete interagire. La A vuol dire arte. Arte significa qualsiasi cosa. Il museo vuol dire arte di qualsiasi genere e qua in modo particolare c'è l'arte che ha messo a disposizione un falegname locale, perché tutte le postazioni sono state realizzate proprio da questo falegname. Iniziamo il nostro viaggio all'interno del museo, dove trovate la prima stanza, che è la stanza del Pi greco. E la stanza del Pi greco perché? Perché se guardate per terra c'è il Pi greco disegnato a forma di albero. La lettera P sarebbero le radici e poi inizierebbero vere e proprie. Sappiamo che il Pi greco è un numero infinito, inizia con il 3, la virgola e poi ci sono tutti gli altri numeri. Qua lo vedete che arriva fino al numero 4, però seguito dai puntini di sospensione proprio per indicare che lì non finisce, non continua. Al posto dei frutti o delle foglie, l'albero invece ha le figure geometriche laddove si usa il Pi greco, quindi trovate il cono, trovate il semicerchio, il cerchio e la spirale. E questo è l'exhibit del Pi greco in particolare. Vedete, ci sono delle figure geometriche. Abbiamo un cerchio e un triangolo e qui parliamo di equivalenza di aree. Vedete, ci sono delle biglie che sono nel cerchio e una parte di queste biglie è chiusa e non si possono toccare. Adesso voi dovete prendere queste biglie e le dovete spostare nel triangolo e vediamo cosa succede.
avete spostato le biglie dal cerchio nel triangolo. Avete notato che praticamente le biglie sono entrate perfettamente nel triangolo. Questo vuol dire che c'è l'equivalenza delle aree. Qui abbiamo un cerchio che è uguale a questo e tutto attorno ha una corda. Adesso io faccio rettificare questa corda e non è più una circonferenza ma è una retta. Questa retta è lunga quanto la base del triangolo, ma è lunga soprattutto quanto le cannucce che vedete più in basso, che sono 3 più un pezzettino. Questo significa che le cannucce rappresentano il pi greco, perché il pi greco non è altro che 3 volte il diametro di una circonferenza più un pezzettino, e ogni cannuccia è lunga quanto il diametro della circonferenza. Va bene? Quindi se dovessimo calcolare l'area del triangolo, noi possiamo dire benissimo pi greco per raggio diviso 2. Siamo qui all'interno di un museo scientifico e tecnologico a cielo aperto e mi propongo e spero che i ragazzi riescano ad apprendere ed appassionarsi attraverso il gioco e l'interattività alle discipline scientifiche quali la matematica e la fisica, considerate purtroppo dai ragazzi stessi materie molto ostiche. Qui siamo nella stanza delle forme e delle illusioni. Abbiamo dei puzzle, quelle che voi avete alle spalle. Si chiamano uno stomachion, inventato proprio da Archimede, che ha usato 14 forme geometriche richiuse in un quadrato e con quel puzzle abbiamo un problema e 500 soluzioni, nel senso che si può montare e rimontare in 500 modi diversi. Mentre l'altro è il tangram, inventato dai cinesi 2000 anni dopo, e praticamente hanno usato 7 forme geometriche rinchiuse sempre in un quadrato, e lì abbiamo un problema o una soluzione, nel senso che si può montare e rimontare solo nella forma che vedete. Quando invece è libero dalla cornice si può fare quello che si vuole. Tant'è vero che in designer lo usano per fare tavoli, per fare delle librerie, per fare qualsiasi cosa. Con questo specchio vogliamo rappresentare il volo di Icaro. Icaro era un personaggio mitologico che per sfuggire dal labirinto si è creato delle ali di cera, per cui ha iniziato a volare, però è arrivato troppo vicino al sole, le ali si sono sciolte e lui è caduto. Quindi adesso io vi farò avere la sensazione di poter volare così come l'ha avuto Icaro. A cosa è dovuto questa sensazione? È perché contemporaneamente si hanno due sensazioni, una visiva e una però di forza, perché ci si deve appoggiare a questa leva e fare forza per alzare la gamba. Quindi visiva perché si ha la sensazione di essere sospesi. Qua siamo all'interno della stanza delle forze e degli equilibri. Io adesso vi farò usare un exhibit che è quello delle Kottabos. Kottabos, che è un gioco greco e che noi originale ce l'abbiamo al Museo Bizantino. Ed è questo. Vedete che è composto da un'asta in legno e un contenitore quadrato. E c'è un dischetto. Questo dischetto non è fissato, ma è libero. Può cadere in qualsiasi momento. Infatti se io tocco così, qui cade. Il gioco in cosa consiste? Quando i greci facevano le loro riunioni, i loro simposi, stavano sdraiati sulle lettighe e mangiavano, bevevano e giocavano. Loro cosa facevano? Quello che rimane nel bicchiere dopo aver bevuto, cioè quella piccolissima goccia di vino, la lanciavano dentro un piattino, cioè qui dentro, e dovevano riempirlo. Noi qua non possiamo usare il vino, ma usiamo le palline. Queste qua. Adesso io do una pallina e deve cercare di colpire il dischetto e farlo cadere, così come facevano i greci. Siamo nella stanza dei pendoli. Pendoli ne abbiamo un'infinità, anche il nostro corpo è un pendolo, perché quando noi camminiamo facciamo avanti e indietro come fanno i pendoli. Quelli sono pendoli asincroni, significa che
sono formati da tanti cubetti che sono tutti uguali, però il tipo di legno è diverso, quindi il peso specifico è diverso. Nel momento in cui si muovono, il tempo di andata e ritorno è uguale per tutti, mentre questi sono dei pendoli asincroni. Cosa significa? Che i cubetti in questo caso sono tutti uguali, anche nel peso specifico perché il tipo di legno è uguale, però sono legati a una distanza diversa l'una dall'altra. Il primo è più corto mentre l'ultimo è più lungo. Nel momento in cui vengono mossi, all'inizio formeranno un piccolo serpentello e poi ognuno se ne andrà per i fatti suoi, proprio perché non dipende dal peso ma dipende dall'altezza. Il primo, che sembra il più lento, realmente si fermerà prima di tutti gli altri, perché il percorso che ha da fare è minore rispetto all'ultimo. E poi abbiamo l'ariete. L'ariete è romano, che i romani usavano per sfondare le mura. Noi abbiamo questo ariete sospeso come se fosse un pendolo. È una corda legata a lui, però che facilmente si stacca perché è legato con una calamita. Quindi noi dobbiamo dosare la forza e contemporaneamente diventare anche noi un pendolo e muoverci come fa l'ariete. Tiriamolo, lo lasciamo andare, allunghiamo la corda, quando lui si avvicina verso di noi lo continuiamo a tirare in modo che lui prenda velocità. Vedete, in questo caso anch'io sono diventato un pendolo. Va bene? Fino a quando riesce a spaccare il muro. Credo che veramente sia stata una bellissima esperienza per i ragazzi. Il comune di San Marco d'Annunzio ha voluto fare un'attività per far conoscere meglio il Museo Idea, che penso è una perla per il nostro paese, e come istituto comprensivo abbiamo apprezzato molto che ci sia stato il coinvolgimento dei nostri ragazzi, delle ragazze della terza media, a fare qualche attività pratica, perché spesso si sta solo sui banchi di scuola ad apprendere, invece noi come istituto diamo la possibilità di avere tante attività laboratoriali a 360 gradi. Io in particolare sono il docente di strumento musicale, quindi l'orchestra è proprio un'attività pratica in cui i ragazzi si divertono e stanno insieme, e ritengo che qualsiasi attività in qualsiasi materia del nostro insegnamento, dell'insegnamento del nostro istituto, debba diventare laboratoriale, quindi che oggi la scienza possa essere messa in pratica attraverso i giochi, credo che sia una cosa bella per i nostri ragazzi, e mi auguro che tante scuole prendano esempio e man mano vengono a visitare San Marco d'Annunzio e il nostro Museo Idea. E all'inizio vi ho detto che lungo il percorso del museo incontravamo altri scienziati, adesso incontriamo Pitagora. Voi conoscete il teorema di Pitagora? Sì. Allora, mi sapete dire cosa dice l'enunciato? Che le aree dei due quadrati costruiti sui due cateti sommate equivalgono all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa. Perfetto. Allora, noi qui abbiamo 4 quadrati, però realmente ce ne servono 3, quindi abbiamo un intruso. Ricordandoci dell'enunciato, troviamo l'intruso. Prova l'intruso. Questo è l'intruso e non ci serve. Allora, sempre ricordandoci dell'enunciato, noi abbiamo una bilancia, dobbiamo verificare se effettivamente Pitagora aveva ragione. Come facciamo secondo te? Faccio prima io? Sì, allora, l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti. Ok? Questo discorso noi lo possiamo fare anche con altri poligoni irregolari. I poligoni irregolari sono tutti quei poligoni che hanno lati uguali. Quindi lo possiamo fare anche con
il pentagono. Anche qui trovatevi l'intruso. Io? Questo qui non ci serve. Vedete, abbiamo composto un'altra figura. Oggi è una giornata particolare, possiamo dire, perché ci stiamo impegnando grazie a Bella Sicilia a valorizzare ciò che agli occhi sembra più nascosto nel nostro borgo, nel nostro centro. Infatti ci troviamo al Museo Idea, Museo della Scienza e Tecnologia, che tanti non lo conoscono, e ci stiamo impegnando a valorizzare quello che fa parte dell'arte, della storia di San Marco, con i beni storici, con i siti archeologici che tanti non conoscono. Oggi appunto ci troviamo qui al Museo Idea, abbiamo ospitato i ragazzi della terza media di San Marco d'Alunzio che si stanno impegnando, si stanno cimentando per scoprire appunto quello che nasconde questo museo. Altra figura ancora, però questa figura ha formato un altro poligono interno. Che cos'è questo? Un pentagono, però questa volta irregolare, perché i lati non sono tutti uguali. A sua volta il pentagono è formato da altre figure geometriche, quale? Beh, questi sono dei momenti importantissimi perché i ragazzi sono il futuro di San Marco e loro possono fare da lancio al nostro paese. Se ci crediamo tutti possono essere un tornaconto e soprattutto rimanere a San Marco perché abbiamo grosse potenzialità e se loro ci credono possiamo veramente investire tanto per questo paese. Abbiamo visitato il Museo Idea, ma è solo uno dei tanti musei, quindi invitiamo tutti a continuare a seguirci perché ci saranno altre belle sorprese. Sì, certo, noi abbiamo 3 musei qui a San Marco e il primo che ho visitato è il Museo Idea è dedicato proprio ai ragazzi e il motto, sicuramente l'avrete visto, è vietato non toccare, quindi dovevano interagire per essere le cose ancora più belle, per sperimentare loro stessi tutto. Quanti altri musei vi sono a San Marco d'Alunzio? Ce ne sono altri 2, abbiamo il Museo Bizantino e il Museo Parrocchiale. La stanza che si chiama in 2 modi, la chiamiamo dei solidi platonici e degli origami, perché i solidi platonici sono stati realizzati con la tecnica degli origami, che non è nient'altro che piegamento di 1 o più fogli di carta senza usare né colla né forbici. E questi sono i solidi, che si chiamano in modo diverso a secondo del numero dei lati, delle facce, degli spigoli. Ad esempio questo, come lo chiamate comunemente? Cubo. Però come solito si chiama esaedro perché ha 6 facce. Ok? Questo è l'ottaedro perché ne ha 8, questo è il dodecaedro perché ne ha 12, questo invece è l'icosaedro perché ne ha 20. Questo è formato da un vertice che racchiude 5 triangoli. Se noi tagliamo tutti i vertici di questo icosaedro ricaviamo il pallone da calcio, perché ogni spigolo forma un pentagono che sarebbe la parte bianca del pallone. Ok? Mentre là abbiamo un icosaedro stellato perché ha la forma di una stella, mentre questo si chiama anello modulare. Anello perché ha la forma di un anello proprio, modulare perché ogni singolo foglietto incastrato si chiama modulo e per prenderne uno si deve rompere, perché non si può prendere semplicemente così, ma si deve completamente rompere. E appesi, vedete che ci sono anche i mobile, questi sarebbero degli origami appesi a delle bacchette di ferro come delle leve, di legno come delle leve, che hanno forme sempre geometriche.
ma in particolare ce n'è una che è questa, che è la piccola blu, che è il simbolo degli origami. L'applauso dedicato a loro, dedicato alla storia, dedicato a San Marco d'Alunzio. Sindaco, una giornata del genere, la scoperta del Museo Idea con questi giovani, che momento è stato? È stato sicuramente una giornata dedicata alla storia, al museo, ma dedicata al futuro. E il futuro siamo noi. Ecco, qua siamo il futuro di San Marco d'Alunzio. Questo Museo Idea lo si scopre giocando e divertendosi. Non solo, ogni volta si scopre sempre di più, perché i numeri sono quelli che contano. Quale invito facciamo? Venite a San Marco d'Alunzio, il futuro siamo noi. Complimenti!